a Castelvetrano, e queste sono le conseguenze per il nostro campo. Partita delicata oggi, incontriamo una diretta concorrente, il Partinica Audace, che in settimana ha cambiato guida tecnica visto che mister Benante si è dimesso. Fallo laterale, ancora Gauci sul pallone, palla dentro, Aziz riesce a recuperarla, palla verso Camarà che rilancia lungo verso Daniele Ala, la palla si ferma lì, e sinistra! Fallo di vantaggio! Fallo in vantaggio Daniele Ala, quando siamo giunti al quinto minuto, al primo tempo la Folgore in vantaggio. Azione in avanti, Tarantino dentro per Pisciotto e palla in mezzo, supera, arriva il raddoppio della Folgore! Il raddoppio della Folgore, 10° minuto! Ora fa il 2-0. Camarà riconquista questo pallone a centrocampo, cerca di dare la palla larga verso Daniele Ala, la palla non passa. Lancio lungo per Odoie che si ferma al limite d'area, buono Giorgio Pizzolato che era già al limite. Largo, Nino Pisciotta può entrare in aria, Nino, attenzione, la serve dietro per Aziz, è un tiro cross, la parata bellissima di Sarr. Palla dentro, attenzione, il sinistro, bellissima azione di Olaoye che ha provato un bel tiro di sinistro. Pizzolato. Intercettato a centrocampo, il lancio lungo in avanti per il numero 11 Gauci che entra in aria. Gauci cerca di superare i due, però riesce lo stesso a mettere in mezzo Aziz, interviene. Attenzione, pericolosissimo, palla dentro! Mamma mia, Gomez di testa leva questo pallone dai piedi di Micheli che era pronto a ribattere in rete. Si prepara Camarà, vediamo chi va Peppe Tarantino, il destro, è buona! A rete! Gol! Un gol all'incrocio dei pali di Peppe Tarantino che fa partire un destro incredibile! La Folgore va sul 3-0, 22esimo. Cerca di andare fino in fondo Tarantino, non va. Semeraro, attenzione, scatto in avanti Olaoye, attenzione contro Semeraro, Giorgio è fuori dai porti, Olaoye parte il tiro, controlla Giorgio. Camarà subito in mezzo, interviene ancora Tarantino, non riesce, Nino Pisciotto cerca di stopparsi questo pallone, Nino Pisciotto ancora il sinistro, e la rete! Nino Pisciotto scappa la palla dalle mani di Sarr, non era irresistibile. Gomez sulla sinistra verso Ala che punta il suo direttore concorrente, lo mette in mezzo e c'è una sfortunata autorete, se non ho visto male è stato di Fili l'autorete, e bisogna dire che comunque per impegno non hanno assolutamente demeritato. Attenzione Daniele Ala, palla messa in mezzo, per poco non arriva Idris su questo pallone. Pedro Foscari ha provato un tiro Pedro Spanò tenta un passaggio verso Baldè che può arrivare su questo pallone ma per un soffio si fa anticipare. Bravo Gomez ancora, Baldè dentro l'area, Gomez non c'è tempo per batterlo, finisce qui la Folgore conquista i 3 punti.